Caso bonus INPS, il verdetto di Zaia è arrivato questa mattina dopo averli sentiti uno a uno. Nessuno dei tre consiglieri leghisti si ricandiderà. Forcolin si dimette da vicepresidente della regione e assessore. Nell'ufficializzare le sue dimissioni, l'ex vicegovernatore parla di fango e violenza mediatica. Ho preso questa decisione a testa alta, passo indietro anche di Barbisani in una lettera. Oggi intanto l'annuncio della nuova ordinanza regionale per arginare i contagi da Covid è valida fino al 6 settembre, tamponi obbligatori per chi rientra dall'estero. Assembramenti in discoteca dopo la comunicazione ufficiale della prefettura, il comune di Jesolo avvia la procedura di verifica delle violazioni contestate al locale. Volo di 10 metri, operaio 54enne cade dal tetto del capannone dell'azienda dove stava lavorando, la tragedia a Zevio nel Veronese. Fuga di gas e scoppio in un'abitazione di San Michele al Tagliamento, l'intervento dei vigili del fuoco, settantenne gravemente ustionata. Piazza dei Signori a Vicenza sarà lo scenario del nuovo concerto di Elisa il 17 settembre. La cantante torna sul palco con un evento per sostenere i suoi musicisti. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. L'edizione regionale di questa sera parte con il verdetto di Zaia che è arrivato questa mattina. Dopo averli sentiti uno a uno, nessuno dei tre consiglieri leghisti coinvolti nell'affaire del bonus dei 600 euro sarà ricandidato. Nel frattempo si è dimesso sia dalla carica di vicepresidente che di assessore Gianluca Forcolin. Io ai Veneti dovevo dare una risposta rispetto alla questione che ho posto. Loro tre non si ricandidano. Loro tre sono Gianluca Forcolin, vicepresidente della Giunta regionale, quindi vice di Zaia, Alessandro Montagnoli, presidente della prima commissione in Consiglio regionale, e Riccardo Barbisan, consigliere regionale. Per tutti e tre i leghisti la campagna elettorale per una riconferma a Venezia finisce qui. Il verdetto presidenziale, quindi per definizione inappellabile, è arrivato a 4 giorni dall'inizio della tempesta perfetta, cominciata con la fuga di notizie dall'INPS, tempesta che si è abbattuta senza pietà anche sui palazzi Balbi e Ferrofini. Storia recente quella del bonus da 600 euro che il governatore veneto ha ripercorso, ricordando di essere stato il primo politico italiano a promuovere un'operazione verità. Quando io ho visto la famosa agenzia nazionale domenica pomeriggio, fosse accaduto, e leggo questa agenzia sibillina nella quale si parla dei famosi 5 parlamentari, poi vedo e altri amministratori comunali e regionali, ho detto come regionali? Cos'è sta roba? Ho subito, lasciatemelo che vi ricostruisca la storia, ho subito scritto a tutti i miei consiglieri, abbiamo la fortuna di avere una chat, e ho chiesto ad ognuno, ditemi se avete mai percepito o richiesto un bonus, sì o no. Un out-out che ha portato all'emersione dei tre nomi e alle rispettive ricostruzioni. Tutti hanno avuto un colloquio con Zaia che riconferma come la posizione di Forcolin sia diversa, ma che la premessa per la decisione sia stata la richiesta e non la ricezione effettiva del bonus. I cittadini partono da un presupposto e il ragionamento è partito da un presupposto dalla presentazione della domanda. Dopodiché è pur vero, lo dico a quelli che mi hanno detto che io faccio i distinguo, li faccio sì, è pur vero che il vicepresidente non ha incassato il quantum, cioè non ha mai percepito il bonus e non ha neanche presentato ulteriori documentazioni per avere il bonus. Forcolin, peraltro, prima del verdetto aveva comunque già rassegnato le dimissioni da vicepresidente e assessore, dicendo in una lettera aperta di aver preso la decisione a testa alta e di essere profondamente amareggiato per la violenza mediatica e la macchina del fango cui è stato sottoposto. Ad anticipare la decisione finale anche Riccardo Barbisan, sempre con lettera aperta. Resta un posto vacante in giunta, ma Zaia non ha intenzione di riempire la casella. Non farò nessuna nomina, perché lo trovo irrispettoso nei confronti dei Veneti a 40 giorni dalle elezioni a fare una nomina. E le deleghe non so se le distribuirò, le tengo io oppure le distribuirò e si chiude questa vicenda dolorosa. Ed è appena arrivato l'aggiornamento della sera sul fronte del Covid con dati
decisamente elevati, perché dalle 8 di questa mattina alle 17 del pomeriggio si sono registrati 54 nuovi casi di positività su tutto il territorio regionale. Il record a Venezia con 19 nuovi casi positivi, Verona 14, seguono Padova 7, Treviso 7, Vicenza 4 nuovi casi di positività, Belluno 2, Rovigo 1, per un totale di 54 casi nuovi. Rispetto a ieri c'è anche un decesso in più, ieri erano 2094, oggi 2095. C'è anche un nuovo ingresso in terapia intensiva, un caso in più di soggetto positivo per l'appunto in terapia intensiva. Questo ci dice la tabella, la seconda tabella di giornata della Regione. E a proposito di Regione, oggi Zaia ha annunciato una nuova ordinanza regionale che è stata diffusa poco fa per arginare i contagi da Covid, i cosiddetti casi di importazione per chi rientra, tanto per intenderci, dall'estero. Tamponi obbligatori per chi rientra in Veneto dall'estero. Si concentra soprattutto sulla messa in sicurezza del Veneto dai contagi di ritorno la nuova ordinanza del Presidente della Regione. Test obbligatori dunque per chi fa parte di determinate categorie giudicate a rischio per la diffusione del contagio o vacanzieri che rientrano da paesi a rischio. Tra le persone obbligate a fare il test a ritorno in Veneto da qualsiasi stato estero, i lavoratori delle case di riposo o per disabili, gli operatori sanitari di ospedali e strutture extraospedaliere, le badanti, i lavoratori stagionali del settore agricolo, i richiedenti asilo, i lavoratori di rientro da trasferte all'estero inferiori ai 5 giorni, se superiori c'è anche l'obbligo di quarantena, come per chi arriva dai paesi già individuati dal DPCM, l'obbligo di tampone anche per chi ha transitato per Bulgaria e Romania. Lavori in ospedale, lavori in un hospice, sei andato in Francia in vacanza piuttosto che in Croazia o in Germania o dove vuoi andare, in Finlandia o al Circolo Polare Artico, tu torni a casa, facciamo il tampone. Questi tamponi sono tutti gratuiti, ecco, precisiamo questo. L'altro capitolo riguarda i vacanzieri che hanno soggiornato nei paesi considerati a rischio. I paesi nei quali c'è obbligatoria la quarantena non si discute. Ce ne sono altri dove non è obbligatoria la quarantena, c'è l'Europa, Malta, Spagna, Grecia e Croazia, dove noi introduciamo l'obbligo del tampone. Per fare il tampone bisogna contattare la propria ULSS entro 24 ore dal rientro. La sanzione per chi non lo fa è di 1.000 euro. Previsti test rapidi negli scali portuali ed aeroportuali, mentre a Treviso si è avviata la sperimentazione dei test salivari. Il dottor Rigoli, fra l'altro, a Treviso sta testando anche la saliva. Ieri abbiamo avuto anche dei buoni risultati, mi diceva, nei test che ha fatto ieri, e noi speriamo che funzioni. Guardate, il test della saliva taglia la testa a toro. Brutto da dire, ma rende l'idea, nel senso che riusciamo a farci l'autodiagnosi. Infine, per cinema, attività sportive o spettacoli dal vivo continua ad applicarsi la distanza di sicurezza e l'obbligo di mascherina, precauzioni importanti in vista del Ferragosto. Per noi Ferragosto è festa in spiaggia, è festa dell'acqua e tutte le storie che sapete, no? L'invito ai ragazzi è di fare attenzione agli assembramenti, di pensare che portare la mascherina non è un'onta, è gestibile questa condizione evitando gli assembramenti e utilizzando la mascherina. Quindi l'appello che faccio ai ragazzi è questo: gli esiti di questo Ferragosto mal gestito li vedremo fra 14-15 giorni. E a proposito, un nuovo focolaio si è acceso a Mogliano Veneto, proprio portato da alcuni ragazzi di rientro dalla Croazia, ma a preoccupare nella Marca e soprattutto la situazione alla Bartolini di Casale sul Sile. L'hai fatto? Sì. Quando l'hai fatto? Tra 4 giorni. 4 giorni fa? Sì. E sei negativo? Niente. E com'è il clima in fabbrica qui in azienda? Mi dispiace, non ti posso dirti niente. Hai fatto il tampone? Lo farò, facciamo. Quando lo farete? Non so di niente. Sinceramente non può. Parla con i responsabili, ma noi non sappiamo niente. È stato sottoposto a tampone, com'è la situazione in fabbrica? Niente, non mi dite niente? No, mi dispiace, devi chiedere i responsabili. Com'è la situazione, l'umore? Signora? Abbiamo già risposto.
Niente. In pochi se la sentono di parlare alla Bartolini di Casale sul Sile, uno dei poli logistici principali a nord-est del gruppo di spedizioni, dove continuano a essere effettuati i tamponi su dipendenti e collaboratori. Positività sono emerse anche in queste ore, ma la contabilità è in continuo aggiornamento. Un quadro tutt'altro che facile da ricostruire, calcolando che la maggior parte della manodopera lavora per cooperative, esterni o conto proprio, come evidenzia anche il sindaco, in contatto con ULSS e direzione della BRT. Anche perché lì gravitano circa 200 persone, quindi è anche da capire quali sono i rapporti di lavoro in questa società e capire anche con le cooperative che ci lavorano. Tra loro anche diversi migranti della vicina caserma Serena di Casieri. In 10 lavoravano infatti alla Bartolini prima della chiusura del centro a fine luglio. Su questa presenza si stanno concentrando gli operatori dell'ULSS, anche oggi presenti in fabbrica. So che ci sono delle indagini in corso anche da parte dello Spisal, quindi lì attendiamo le autorità competenti per capire quale sia questa indagine. Intanto nella vicina Preganziol la minoranza di impegno comune con i consiglieri Raffaele Frede e Simonetta Trabucco si pone un altro problema. Quanti dei migranti che chiedono l'elemosina nei supermercati in zona o all'ecocentro provengono dalla Serena? Da qui la presentazione di un'interrogazione urgente al sindaco. Ma non ci sono solo la Serena e la Bartolini a preoccupare la Marca. Un nuovo focolaio lungo l'asse del Terraglio si è acceso a Mogliano con il rientro dalla Croazia di 7 giovani del liceo Berto, tutti positivi. Viaggio post maturità con sorpresa, come souvenir il Covid. Assembramenti, la discoteca Il Muretto di Jesolo sotto verifica da parte dell'amministrazione comunale su invito del prefetto di Venezia per dei presunti eccessi che si sarebbero verificati in dispregio alle normative Covid-19. Il comune di Jesolo ha dato avvio alla procedura di verifica delle violazioni contestate alla discoteca Il Muretto dalle forze di polizia per l'attuazione di provvedimenti a carico dei titolari, afferma in una nota l'amministrazione comunale. Il procedimento fa seguito a una comunicazione ufficiale pervenuta nella mattinata di oggi dalla Prefettura di Venezia, che ha invitato l'amministrazione comunale a valutare adeguati provvedimenti nei confronti della discoteca. Quindi rimane aperto anche questo fronte. Sono risultati invece negativi i primi tamponi effettuati ai calciatori del Borgo Ricco. Siamo nel Padovano dopo il caso di positività di un loro compagno. Compagni di classe, familiari, compagni di squadra, l'ULSS sta procedendo ad allargare la cerchia delle persone e quindi a mettere in isolamento per una settimana chi è venuto in contatto con un ragazzo che vive in provincia di Venezia ma gioca a calcio con il Borgo Ricco, Alta Padovana, e che è risultato positivo al Covid sebbene con pochi sintomi, in particolare una leggera febbre. Coinvolti 13 giocatori e 7 componenti dello staff. I tamponi effettuati ai primi 7 calciatori suoi compagni hanno già dato esito negativo, così come negativi sono i familiari e alcuni compagni di scuola che si sono presentati spontaneamente dopo aver sostenuto la maturità con lui. L'appuntamento vero è per il 19 agosto, quando dovrebbero riprendere gli allenamenti della squadra in vista della prima partita di Coppa Italia a metà settembre. Per questo i dirigenti del Borgo Ricco hanno chiesto di avere una linea guida precisa sui protocolli da rispettare dalla federazione per svolgere regolarmente l'attività sportiva e soprattutto quale deve essere il comportamento nel caso di un atleta o di un dirigente che risultino positivi. La richiesta della società, e in particolare di tutte le società dilettantistiche, è di poter isolare solo il giocatore positivo senza fermare gli allenamenti degli altri. E torniamo nella Marca con il trasferimento dei primi soggetti negativizzati dell'ex caserma Serena. Tra conferme e smentite, la voce che 5 migranti siano stati spostati nel grattacielo di Via Pisa ha scatenato una polemica senza precedenti. Il sindaco Conte sul posto ha chiesto di sospendere i trasferimenti e di dividere i negativi dai positivi direttamente nella struttura di Casier. 5 persone positive è venuto qua, è così il sindaco, così noi paura. Se noi abbiamo preso il virus qua è colpa di amministratori, se noi abbiamo preso il virus qua è colpa di amministratori. 11 del mattino, Via Pisa, i residenti della Tower House rincorrono il sindaco Mario Conte che se ne va dopo aver assistito alla protesta. La notizia della presenza nell'appartamento dell'associazione Hilal di 5 nuovi migranti, i primi negativizzati al Covid-19 trasferiti dall'ex Serena, è una miccia che accende gli animi e fa scendere in strada la gente. Tutti danno per certo che i richiedenti asilo qui da martedì arrivino dalla caserma. L'amministratore Alessandro Zuin lo dice esplicitamente. Sono ospiti dell'ex Serena perché ce l'ha confermato il responsabile della struttura.
Io ho parlato con il responsabile della struttura. Con il presidente di Hilal? Sì. Ma la prefettura smentisce e precisa nel pomeriggio che proprio per evitare situazioni di questo genere i 5 della Serena sono altrove in una struttura più defilata. Ma la mattinata è all'insegna della rabbia. Sotto gli occhi di Digos e polizia locale si radunano una quarantina di persone e ascoltano l'amministratore Zuin e il consigliere comunale Davide Acampora che ha indetto il sit-in. A noi non ci tranquillizza il fatto che i tamponi siano negativi, non ci tranquillizza, ok? Che mettano queste persone in delle strutture governative, non che le sparpaglino per la città. Adesso, man mano che fanno i tamponi e che vengono fuori negativi, cosa fanno? Li mettono a San Zeno, li mettono in via Pisa, li mettono a Sant'Antonino, dove trovano queste piccole realtà. Non è possibile. Il grattacielo non è nuovo all'ospitalità dei richiedenti asilo, sia nei locali di Hilal che in quelli che in passato avevano affittato altre cooperative. Ogni pianerottolo ha l'accesso di 5 appartamenti. Quindi per noi il Covid è un grosso problema e l'abbiamo tenuto sempre monitorato sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene. E adesso questa situazione qua ci sta mettendo in difficoltà. Ripeto, il Tower House non è il posto più indicato per poter avere la certezza di un non contagio. Un contagio qui dentro sarebbe deleterio per noi. Arriva il sindaco Conte ed è perentorio. I negativizzati devono restare dove sono. L'emergenza sanitaria ha la priorità sull'altra richiesta avanzata in queste ore, quella di chiudere definitivamente l'ex caserma. Tutto questo semplicemente perché all'interno della caserma Serena non c'è la volontà di dividere positivi da negativi. Gli spazi ci sono, manca la volontà. I positivi e i negativi possono tranquillamente dividersi in immobili diversi, proprio per come è costruita la caserma Serena. Ci sono palazzine ben distinte e quindi lo spazio e la volontà ci sarebbe. Tragedia in mattinata nel veronese a Zevio, in via Tre Ponti, dove è avvenuto un infortunio mortale sul luogo di lavoro per cause in corso di accertamento. Poco dopo le 8 un uomo è precipitato dal tetto della cartiera del Vignaletto perdendo la vita. Sul posto il 118 con ambulanza ed elicottero, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati allo Spisa. La vittima è precipitata da un'altezza di circa 10 metri dopo che una parte del tetto, per cause da accertare, ha ceduto sotto i suoi piedi. A perdere la vita un operaio di 54 anni che stava svolgendo i lavori di ripristino della copertura. Era residente a Caldiero ma originario di San Bonifacio. Una potente deflagrazione alle 7 di questa mattina in un'abitazione di San Michele al Tagliamento. Una donna è rimasta gravemente ustionata. Sul posto le squadre di soccorso e l'elicottero del SUEM. Prima l'esplosione, poi il violento incendio. Questa mattina, poco dopo le 7, a Cesarolo di San Michele al Tagliamento, una donna di 70 anni è rimasta gravemente ustionata e portata via in elicottero dal 118 per essere ricoverata nell'ospedale di Udine. Suo marito è uscito fortunatamente illeso, sebbene al momento dello scoppio fosse anche lui all'interno dell'abitazione. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Portogruaro, San Vito al Tagliamento e San Donà di Piave, accompagnati dalle ambulanze di Portogruaro, Bibione e La Tisana. Sono tuttora ignote le cause dell'esplosione che ha distrutto gli interni della casa, devastando in particolare la cucina. Si ritiene che proprio qui si sia formata la scintilla che abbia provocato la detonazione, forse per una fuga di gas. 2 bombole sono state comunque recuperate intatte. Sul posto i carabinieri della compagnia di Portogruaro. E torniamo a Vicenza per la vicenda dell'agente che per bloccare un giovane lo ha preso letteralmente per il collo. Per i vicentini il poliziotto non avrebbe esagerato. La legge va rispettata, se uno ti chiede i documenti bisogna darglieli, se no è un'offesa alla forza pubblica, direi. Se un'autorità richiede il documento va mostrato, senza avere comportamenti ostili. Semplicemente bisogna fare quello che viene chiesto, ovvero mostrare i documenti. Secondo te è esagerato il poliziotto? Secondo me no, per il semplice fatto che allora a quel punto il poliziotto che cosa deve fare? Dire no, allora non mi mostri il documento, vada pure via. Rispetto dell'autorità, i vicentini sembrano concordare sull'operato dell'agente che lunedì per bloccare un giovane 21enne di origini cubane che, con gli amici in piazza Castello, si era opposto ripetutamente alla richiesta di mostrare i documenti. Per bloccarlo lo ha preso per il collo. Una condotta e una presa ora sotto indagine interne della questura e se l'agente può aver esagerato resta l'osservanza della norma. Il poliziotto
Preso dal momento, non saprei, dall'enfasi, dall'essere ripreso, il nervosismo e quant'altro, di certo poteva evitare di pigliarlo per il collo. Per i ragazzi, nel momento in cui una forza dell'ordine, un uomo in divisa, ti chiede di farti riconoscere documenti e quant'altro, non puoi esimerti dal mostrarli. A maggior ragione se te non stai facendo nulla. Intanto a Roma Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare al ministro Lamorgese sulla vicenda per verificare se siano stati violati i diritti difensivi della gente, vista l'anticipazione fatta dal capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, di una futura sanzione disciplinare. Adesso c'è razzismo al contrario, la polizia ha paura, secondo me tante volte è il nostro unico baluardo che c'è di difesa e cioè io se sono loro mi giro dall'altra parte, a questo punto rischiano la vita per niente. Intanto il questore di Vicenza Antonino Messineo tiene a precisare. C'è stata una situazione che si è protratta forse molto di più di quello che si vede nel frammento di immagini che vengono che girano sui social, e ce ne sono altri che sono molto più lunghi e dove si vede che la situazione si è protratta nel tempo. Il caso di Piazza Castello però sembra far emergere una situazione di disagio da parte di quei gruppi di giovani di colore che si sentirebbero nel mirino delle forze dell'ordine. Episodi del genere ci capita di viverli ogni giorno quando camminiamo per il centro e la polizia, le forze dell'ordine senza alcun motivo ci fermano, ci chiedono: possiamo controllare i vostri zaini, mettete le mani in vista, voglio vedere cosa avete in tasche. Succede molto spesso e ci mette molto a disagio. E adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per ritornare a Vicenza, ma per occuparci di argomenti di tutt'altro tenore, perché a settembre proprio a Vicenza si ricomincia dalla musica e dallo sport. In particolare in piazza arriverà la nota cantante Elisa, che ha scelto la città del Palladio per ripartire con i suoi concerti. Non solo un agosto di eventi e manifestazioni, ma la ripartenza a settembre vede Vicenza punto di riferimento per grandi artisti della musica italiana e per lo sport. L'obiettivo per l'assessore al turismo Silvio Giovane è di riaccendere la città e con lei la speranza e la fiducia, grazie proprio ad una settimana dedicata alla musica, all'arte e alla cultura. Così, se il 5 e 6 settembre il volley femminile con la Supercoppa, le Final Four occuperanno Piazza dei Signori, proiettando la città del Palladio a livello internazionale, il Teatro Olimpico vedrà sul palco la grazia e la maestria della cantante veneta Francesca Michelin. Ma non ci si ferma qui. Il 17 settembre l'evento di piazza sarà il ritorno in concerto di Elisa. La cantautrice friulana, tra le più amate cantanti italiane, ha scelto Vicenza per ripartire con i concerti. Serve tornare, ha detto la cantante, e come è accaduto per un altro concerto il ricavato andrà interamente a tutto lo staff, tecnici e musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui il settore non ha visto ancora una vera ripresa ed anzi le previsioni parlano di primavera 2021. E se la musica è il cibo dell'anima, l'invito è ad essere presenti. Insomma, si riparte sempre dalla musica. È tutto anche per questa sera, per l'edizione regionale. Grazie per l'attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. In Veneto sarà una giornata di tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità irregolare, in aumento durante le ore centrali quando saranno probabili rovesci e temporali. Temperature stazionarie o in locale diminuzione, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci sarà un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Sui rilievi nubi in aumento con piogge e rovesci, temperature minime in aumento con minime previste tra 20 e 24 gradi e massime intorno ai 33 gradi.
In Trentino Alto Adige ci saranno molte nubi sin dal mattino, con un peggioramento dal pomeriggio e rovesci. Sui rilievi cieli nuvolosi per tutta la giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Temperature minime stabili, minime intorno ai 18 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.